faccio vivere bror, per pur poveraccio, chi ne beve. Buongiorno, pesciaio, come stiamo a pesce stamattina? Stamattina è venuto solo, ti domanda sì. Io oggi faccio 25 anni di manicomio. Già t'hanno cacciato lo manicomio? No, faccio l'anniversario dei matrimoni. E tengo un sacco di fatente. Come te, Come c'è i parenti. beh. E volessi fare una bella figura. Volessi fare tutte robe uguali. Robe guai. Tutte robe mare. Tutte robe mare, certo. Per fare una bella figura e fa tutte robe mare, vai sicuro. Io voglio fare un bello spaghetto. La salumiera in bed. No, voglio fare un bello spaghetto a vongole. Spaghetto a vongole? Ma quale spaghetto a vongole? Fallo che è lupino. Io se volevo fare i lupini, io da che non spassa. E ci faccio. Ma quale spassa e spassa? Io da città lupino perché vongole non sono tanto buone. Ma poi se fai una bella figura, fate un bello spaghetto con l'astice. Io mi faccio lo spaghetto con l'astro. Se rompono l'astro, vanno in grande a prendermi a per l'ospedale. Ma che dici? Ma che capite? Dicevo l'astice è un crostaceo prezioso, è pure afrodisiaco, capito no? Non più. Io la vita volessi fare antipasto a mamma. Io volessi fare sorda. Volessi fare antipasto di mare. Per esempio, volessi fare un bello pulpo come si dice in savanata. Un bello pulpo in savanata, tu che lo sei, non savanata? No, c'è un bello pulpo con insalata. Questa lingua fragile, ci vuole tempo per capire, vabbè, facciamo così. Ma vogliamo fare qualche cosa? Volessimo fare, come ci dici? Volessi fare una bella figliata. La figliata? Gli dicevi una bella grigliata. Pozzitto sangue, per dire una grigliata hai fatto un macello. E io dicevo la grigliata, a proposito della grigliata. Ci volessi mettere le gambe in maratone e due seggi. Metterci uno scannatino, una poltrona, una seggia straccia ne a mare. Dicevo pure, come si chiama? I gamberoni e seggi. E mettessi, sai che ci mettesse pure? Ci mettesse un pesce zorro. Ma che dici questa bocca? Ma che sto pesce zorro, che Io pesce spada. O pesce spada? Mettiamoci pure pesce lo falegname. Una novità, o pesce lo falegname, ma qual è? Io pesce secco. Ma sapete che lo falegname tiene di pesce? Tiene pesce? E uno è un pesce secco, e l'altro qual è? Io pesce martello. Ma voi pesciavini non sapete proprio niente. Per esempio, si sa accoppiano tu e tonno, che nasce. Ma guarda a me che già rispondere, ma che nasce un piccolo tonno. Poi che si dice, si sa accoppiano tu e tonno, nasce il tonnino. Una scimità, che sono pure a sentire. Se vi chiedono pesce di questo, e a me che pesce marà. È meglio che mi sto zitto con questa bocca. Ma io dicevo pesce di questo, significa pesce marmo. E si vede che per esempio datemi di pesce uguali, a me che pesce marà, ma stamattina è venuta a sfottere stamattina, Ma quali sono questi pesci uguali? Identici. Don beh, sto poche roba per 30 persone, quanto potessi spendere? Don Cicci, questa roba che mi ha chiesto per una trentina di persone spendete sempre un coppia di 500 euro, No, Don beh, non è cosa, non potremmo fare niente, facciamo una cosa, datemi un bello salmone. Ma tronchiamo sei, ma tu dici lo salmone? A proposito lo salmone, datemi il buono, solo per anche tre, Poi, tre a me, ma tu piglia a pesce in faccia. E mo che ha passato il pesce, non facete mai sempre, che ci mettete 3 foglie di carta sotto. Don Cicci, se non mi metto 3 foglie di carta sotto, scusate la brutta parola, li faccio mettere in mano. Io non dico che mai da mettere in mano, ma manca mai da mettere da 3 foglie di carta, Don Cicci, sapete che c'è di nuovo? Io non vi voglio nemmeno salmone e gli da fare spesa da parte, capite? E vedete che vi metto in mano senza carta. State buono. Arrivederci.